1 milione di euro e 3 conti correnti. A tanto ammonta l'impegno della Fondazione Cariparo per dare risposta concreta ai bisogni dei più deboli che risiedono nelle province di Padova e Rovigo, e alle Caritas diocesane spetta il compito di individuare le situazioni di nuova povertà. Il fondo straordinario di solidarietà che stiamo promuovendo è un'occasione straordinaria di collaborazione fra le parrocchie, fra tutta la diocesi, fra la provincia, i comuni, tra le istituzioni, in particolare la Fondazione della Cassa di Risparmio, che si è già impegnata ad intervenire in maniera sostanziosa. L'iniziativa si inserisce nel più ampio contesto del cammino sinodale di Adria Rovigo, che cerca di conoscere meglio la realtà e affrontare i problemi insieme a tutti i soggetti, e per valutare le richieste nei prossimi giorni saranno costituite delle apposite commissioni. Si tratta di vedere chi è licenziato, perché è stato licenziato, quali possibilità di andare avanti con le assistenze che ci sono relative alle loro situazioni, con la famiglia come è composta, ecco, dei criteri oggettivi che dicano, ci diano la possibilità di fare una valutazione. Insomma. Poi questo ritornerà alle parrocchie o a chi ce li ha segnalati per un accompagnamento. Assieme al Fondo di solidarietà, gli stessi soggetti hanno attivato un fondo antiusura, e il Giovedì Santo, giorno in cui si ricorda l'istituzione del sacerdozio, gli stessi presbiteri saranno invitati a fare il primo passo. Si prevede che con l'arrivo della Pasqua, esattamente con il Giovedì Santo che precede la Pasqua, si possa dare il via a questa raccolta di fondi in favore di quelli che hanno bisogno. Ed è una giornata particolarmente significativa perché raccoglie tutto il presbiterio diocesano, e saranno i preti per primi che daranno il loro contributo per questa iniziativa che si è ritenuto importante attivare in questa situazione drammatica.